Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo ai campionati mondiali, più 10, più 6. Sprint, vediamo cosa riusciamo a portare a casa. Chiaramente per l'Hall of Fame solo l'oro conta, eh. Quindi sono difficili questi qua, conta solo la gold medal. Però abbiamo visto che Veneziano può tutto. Siamo con il livello insane, ragazzi, ricordiamo. Siamo insani, ragazzi. Dopo vediamo le statistiche, mi ha consigliato un comendino per capire se è fattibile o no, se no torniamo a hard perché veramente l'insane è bella tosta, eh. Siamo qui in Austria, ricordiamo che il prossimo anno abbiamo le Olimpiadi, eh. Io lo ricordo. Specie proprio in Italia abbiamo fatto non benissimo. Abbiamo beccato una nebbia incredibile nelle tappe italiane. Vai come andare, vai come andare. Abbiamo tutto per sfondare. Abbiamo dei parametri stellari. Ci manca ancora qualche bonus, però in linea di massima ci siamo. Vai, veloce. Guarda come volo. Guarda come volo. Guarda come volo. Meno 2,8 raga, però probabilmente mancano tanti vig. Siamo in tre, siamo. Diciamo che manca praticamente chiunque. Vediamo questi campionati mondiali cosa riusciamo a portare a casa. Sarebbe bello entrare nell'Hall of Fame con la gold medal. Staremo a vedere. Siamo pensato che non abbiamo riferimenti purtroppo. Non andiamo molto bene. Mi sembra che spariamo è ancora leggermente più lontano, se non erro. Mamma mia. Vabbè, sicuramente nei campionati mondiali con un errore non vai a vincere la medaglia, questo è poco ma sicuro. Siamo ancora davanti perché purtroppo sono scandalosi i nostri avversari. Guarda come pompo, stiamo massacrando la concorrenza, il problema è che sono tre. Un errore veramente imperdonabile però, eh. È un po' più lontano secondo me, è l'ultimo grado proprio. Ci sta. Ci sta, cioè, l'insane, raga. Io- Se vogliamo competere al massimo livello non puoi sbagliare nulla. Veloce, preciso, conciso, di tutto. Infatti adesso siamo a 4 secondi perché Stephenson l'ha messa perfettamente. Si andare avanti solo perché non c'è ancora l'intertempo di Stevenson o Stephenson là. Abbiamo recuperato 2 secondi però su Stephenson che tocco Yombari. Possiamo sfruttare il bonus. Adesso capiamo, anche è chiaro che abbiamo la cosa dell'errore, però adesso possiamo capire con il livello insane se è fattibile o meno. Dai, come intanto cerca di non sbagliare qua. Perché c'è dopo imprevedibile, cioè, l'errore è veramente dietro l'angolo sempre. Cioè, non negare troppo una storia a sé col fatto che decidi tutto al poligono fondamentalmente, quando i livelli di abilità sono simili.
Ha sbagliato anche Stefanson, il problema è che non sbagliano gli altri. Era Botton è già in testa. Botton è in testa, raga. Con una... E nonostante... anche lui ha fatto un errore, quindi... Non proprio una cosa consolante, sinceramente. Vai Comendon, vai Comendon. Abbiamo 4 secondi di ritardo da Botton. Dal signor Botton. Adesso possiamo spingere un po' in questa discesa, è troppo fondamentale, cioè meglio sparare tutta la carica qua che in rettilineo, sinceramente. Avevate ragione voi come sempre. Adesso stiamo solo cercando di capire se questo livello è fattibile per le nostre capacità. Ci si bottano comunque in testa, finiamo secondo me così a sensazione. Spero top 10 almeno, ovviamente. Sarebbe un po' ridicolo. Ok, vediamo se almeno è top 10. Terzo, quarto, quinto. Stiamo perdendo di posizioni. Top 10 credo di no. E invece sì, proprio c'era 15 secondi di ritardo da Marciak, maledetto. Da capire, non è molto semplice. La sciata, quarti totali. Quindi quarti in fase di sciata. Sì, però a 1 secondo e 6, quindi va benissimo. Shooting chiaramente, ultimissimi. Va bene, va bene. Per me possiamo tenerla, secondo me. Per me abbiamo tutte le possibilità. Chiaramente controlliamo setting insane, ok. Molto bene, abbiamo l'inseguimento e siamo qualificati per fortuna. Meno 6, meno 10. Vai. Cerchiamo di non sbagliare proprio che è difficile sparare perché sei secondo me ancora leggermente più distante. Questo è il mio parere. Così a occhio, sensazione. Vai. Sarà durissimo questo inseguimento perché siamo distanti, 15 secondi dalla vetta. Però vediamo. Il Kume ci ha già dimostrato che può assolutamente recuperare. Siamo arrivati contando solo la sciata quarti, a 1 secondo però, quindi voglio dire, siamo veramente là. Quindi secondo me si può tenere. Adesso vediamo anche qua in un inseguimento se riusciamo a rimontare, chiaramente senza sbagliare o comunque tenendo presente che se sbagliamo è per quello, ecco. Si vede la differenza. Intanto ci pigliamo la nona piazza. Abbiamo recuperato 2 secondi al buon Marecek, che si è pigliato l'oro intanto. Siamo nel livello più difficile, nel livello massimo. E mo vediamo. Buono, 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 buono. Bravo Kuma, bravo Kuma. Ok, siamo sempre noni, ma abbiamo recuperato su tantissimo. A parte forse proprio Marecek che non ha sbagliato nulla. Infatti Marecek sta volando adesso, Madonna, 2 italiani secondi e terzi, manca solo il Kume. Manca solo il talentissimo, ecco. Pompano però questi,
Ho ancora tanto margine come età, ragazzi, cioè mi posso migliorare ancora tanto, eh. È per quello che voglio aumentare il livello, perché fioi, siamo forti, siamo forti. Cioè, Marecek e Giacomel sono in fuga. Il terzo posto è strapossibile. Primo e secondo la vedo abbastanza impossibile se non fanno cappelloni grandi Marecek e Giacomel. Marecek pulito. E anche Giacomel sembra. Anche Giacomel. Ai ai ai. Doppio errore imperdonabile, devo sparare veloce. Con questo doppio errore mi gioco tutto. Che disastro, ragazzi, un doppio errore veramente che non ti aspetti da un talento cristallino come veneziano. Niente, questi campionati del mondo stanno andando malissimo. A questo punto potrei anche allenarmi. Nelle prossime. Vediamo. 18esimo, mamma mia. Che schifo. Ecco, quello è, due colpi, ecco, sicuramente, ecco, il livello hard sei tipo 10º, 11esimo, così sei 18esimo, non ti perdona nessun tipo di errore, ecco, il livello insane. Che bello essere un po' insane. Zio Ken. Volevo sparare veloce, due errori così. Diciamo che forse anche psicologicamente vedere Marecek e Giacomel così perfetti mi hanno un po' distrutto, cioè nel senso mi ha tirato un po' le gambe sta cosa, però cazzo il bronzo era veramente alla nostra portata. Tanto sì, non sbagliano niente, però i primi due sono oh, Zeni, ragazzi, attenzione a Zeni, eh. L'Italia è veramente la regina del biathlon in questo momento, eh. Ecco, Bionaz è un po' ridicolo. Noi però siamo ancora più ridicoli con i parametri che abbiamo. Che figura. Senza pressione sparo velocissimo. Mamma mia. Velocissimo anche con i battiti alti perché sono arrivato a cannone. Senza pressione è chiaro che... Zeni ha sbagliato tantissimo. Zeni. Crollo di Zeni. Zeni. Due errori. Incredibili. Siamo 13esimi. Zeni davanti a noi. Poi Marecek sta rompendo i maroni però, eh. Voglio vincere a livello massimo, cioè, questo è il mio obiettivo. Perché con hard so già che l'obiettivo è raggiunto, vedo. Voglio raggiungerlo col livello massimo. Questa è la grande ennesima sfida del canale. Perché abbiamo anche la difficoltà di tiro massima, c'è tutto massimo, fiori. Possiamo anche tirare perché tanto abbiamo il bonus. Rimaniamo con tanta energia anche, cioè siamo fortissimi eppure siamo 13esimi. No, mamma mia che brutto. Che brutto mondiale, mamma mia. Mamma mia che ciofeca. Mondiali completamente sbagliati da veneziano che a questo punto non lo so. Forse incazzato com'è può anche tentare di fare altro.
e magari ci alleniamo. A questo punto non so se provare a migliorare i bonus. Non lo so, quello no, però potremmo migliorare il bonus magari d'estate. Però sinceramente sì, continuare sti mondiali non lo so, perché sono veramente deluso. E... sinceramente voglio concentrarmi sulla Coppa del Mondo, che mi interessa di più in questo momento. I mondiali sono ogni anno tanto, quindi quello non è un problema, non sono come le Olimpiadi che adesso devo arrivare perfetto alle Olimpiadi. 14° tempo veramente deludente di veneziano. Non è in un gran momento il Cuba. Il Cuba non è minimamente in un bel momento. Quindi decido di allenarmi adesso. E ci alleniamo. Non posso, perché? Perché? E forse ho raggiunto il massimo? Allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E ok. E abbiamo l'ultima. Sì, sì, guarda, mi alleno ancora e fotte sega. Allora. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ragazzi. Il Kuma ha rinunciato a 2 gare per arrivare a un 93, ragazzi, di ranking. 200 punti di distacco. Siamo i primi. Come ranking siamo i primi, proviamo a svegliarci. Guarda come è salito Mareczek e Mandzukic anche. Sì, sono saliti molto. Va bene, e Zeni e Bionaz sono ancora indietro. Ma quanti anni hanno sti stronzi? Beh, 29 Zeni. 30, sì, qua sono finiti, cioè finiti, sono già nel prime. 30 comunque, ecco, lui è ancora secondo me a margine. Da parte italiani vediamo Leitgeb, 25, è già indietro. Brunnerhoff, madonna, Poretto, Cappellari 33, forse è Pio Sarto. Pio Sarto 19, ecco, questo sembra veramente forte, sto leggendo qua. Oh yes, baby. Oh yes. Adesso abbiamo più 5 più 1. Posso allenarmi ancora? E beh, allora hanno più soldi però. Staffetta. Vabbè, la staffetta ce la possiamo anche fare. Più 5 più 1. Ok. No, però scusa un attimo. Eccoci. Vai. Staffettona, non so se prendere una medaglia, magari qui. Subito, vediamo chi parte, che c'è Dionaz. Zeni. Vediamo se almeno il Cume, anche se non fa statistica per l'Hall of Fame, vediamo se riusciamo a portare a casa almeno una medaglia di squadra. Anche per avere un po' di soldini, visto che siamo mangiati tutto. Bravo Zeni, signori. Classico bell'uomo Zeni, addirittura il comando Zeni in questo momento. Veneziano molto deluso però da un mondiale veramente sottotono. Le difficoltà aumentate, quindi adesso dobbiamo risettare e tornare grandi. Come parametri siamo fortissimi perché è innegabile. È chiaro che non basta a questi livelli. Mamma mia, Zeni però ci sta regalando una prestazione degna del miglior Zeni. L'ultima volta che ho visto Zeni così. Abbiamo vinto l'oro, quindi stiamo buoni, stiamo calmi, stiamo tranquilli. Regalaci l'oro, Zeni. Beh, qua abbiamo già un vantaggio bello, eh. Io forse sono l'ultimo staffettista. Adesso qua abbiamo Bionaz teoricamente. Che sappiamo che non è che mi fido tanto di Bionaz, però.
Ti prego non sparare di merda, Bionaz. Guarda, te lo chiedo in ginocchio. Ti prego, signor Bionaz. Ti prego, signor Bionaz. Bionaz, primo meraviglioso. Vantaggio devastante. Non è che possiamo regalare all'Italia almeno una medaglia con il Kuma. Vantaggio di 17 secondi. Spara tranquillo, Bionaz, porca puttana. Abbiamo un vantaggio devastante. Grazie. Ecco. Ecco. 3 errori. 4 errori. E deve fare un sbaglio. Ma si può essere più coglioni. Ma io dico, hai 102 minuti di vantaggio, Bionaz. La puttana miseria. Ma spara con calma. No. Deve fare il fenomeno, Bionaz. Bravo. Qui siamo secondi nella generale, però con il livello, diciamo, hard. Vediamo quanto crolliamo con l'insane. Sono proprio curioso. Abbiamo 200 punti di distacco da questo fenomeno qua. Trentenne Giacomella, ancora 2-3 anni secondo me forti. In questo momento ancora lui, il campionissimo, il re del biathlon italiano, che è veramente devastante. Giacomello, no, ma solo nelle staffette fa cagare Giacomello, proprio incredibile. Dopo da solo fa il fenomeno. Siamo secondi a due. Ah, porca miseria. Margherita H al comando. 1-9. Ti prego, Jack. Qua Giacomello ha fatto una gran cosa, 0-6. Ok, adesso tocca a me, ragazzi. Sono l'ultimo staffettista, vuol dire che sono considerato il più forte della squadra. Cioè, parametri e età sono devastanti, Vai. Grande Giacomello, adesso tocca a Veneziano, L'uomo che ha deluso di più in questi campionati mondiali. 5 secondi dalla cicchia. Come si vede che, madonna, si vede quanto sono migliorato però, come parametri, veramente sembra una Formula 1, cacchio. 9 secondi abbiamo. 5 secondi da Marecek, eccolo qua, l'eterno duello Marecek veneziano. Uno dei duelli più belli forse. Buonissimo, ho fatto una gran cosa. Adesso Kuma non cappellare, spariamo con calma. E prendiamoci almeno l'oro nella staffetta. Non conta per l'Ofame, inspiegabile, ma conta per noi, anche per i soldini che devono arrivare, perché adesso l'ultimo allenamento lo dobbiamo fare in estate, 7 secondi e 9. Vai. Molto con calma veneziano, forse un po' troppa perché ha recuperato molto Marecek. Se me la sono presa un po' troppo comoda nel primo poligono. Guardate che sparo, ho perso tutto praticamente. Adesso vediamo nella parte sciata se possiamo recuperare. Penso di sì. I parametri sono dalla mia parte teoricamente. Ragazzi, il prossimo anno deve essere il nostro anno. Vediamo. Guadagno in realtà pochissimo, Sta spingendo molto l'asso della Repubblica Ceca. Raga, siamo nell'era Marecek veneziano. È chiaro che c'è ancora Giacomele, ci sta, però. Perché anche Marecek non è giovanissimo. Io teoricamente, se non nasce qualche campione che sbaglierà tutti in pochi anni, dopo, ragazzi, il Come può veramente dettare legge. Speriamo.
Guarda quando springiamo con lo sprint, però 3-2 adesso, eh. Siamo forti, siamo forti. Vai, Kuma, andiamo a prenderci questa staffetta. Mi fa tanto morale. È doppiato qua? Madonna. Oh my gosh. Aia, sì. Perdo l'oro. Lentissimo, proprio. Mamma mia, malissimo, malissimo. Mi ha asfaltato Marecek. È molto più difficile sparare a sto livello di difficoltà, porca miseria. Già il mio punto debole così proprio, salutiamo. Salutiamo l'oro. Male, 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 non recupererò mai 7 secondi. Anzi, perdo addirittura. Adesso Marecek è fenomenale. Quell'errore non ci voleva. Mamma, cosa ha fatto Marecek nell'ultimo settore, però. Cioè, non ci, cioè, per carità, più lento è un errore, che ho dovuto ricaricare. Però, cazzo, da qua a perdere così tanto mi sembra un po' stracciatella, eh. Recupero qualcosa adesso. Devo tirare adesso per anticipare. No, non ce la faccio comunque. Vantaggio incolmabile, incredibile, sinceramente. Non me l'aspettavo Marecek così, nell'ultimo settore. Nell'ultimo giro Marecek ha veramente distrutto tutti e tutto. Dai, secondo posto, arriviamo a una medaglia in sto campionato del mondo. Però ho buttato via l'oro, cazzo. Mamma mia, se è duro sto gioco. Mamma, se è duro, infatti ho sparato. Sì, primi ski time, shooting. Cioè, in realtà, sì, insomma. Italia 25. Ma io penultimo. Guarda quanto ho perso. Mamma mia. Mal, mal, mal. Molto male. Vabbè. Boh, raga, adesso abbiamo ancora, adesso abbiamo una mass start. Vabbè, dobbiamo provare qua ovviamente perché questa fa anche ranking. Meno 11, meno 15. Dai, che abbiamo ancora una chance. Guarda già com'è la tutto, ragazzi. Master. E ora vediamo qua, solo che mi rendo conto che la difficoltà di sparo è elevata, perché è più lontano ancora, devo prendere l'occhio. Mamma mia, infinito sto gioco. Ma devo sudare, la Coppa del Mondo è incredibile. A livello di sciata, dobbiamo riuscire a diventare talmente forti nella parte sciata che possiamo permetterci di perdere al poligono. O comunque andare ancora più tranquilli. Questo è l'obiettivo, perché il poligono non so quanto possiamo migliorare ancora. Sono troppo discontinuo. Qua però non ce n'è per nessuno adesso, eh. Aggiungo velocità folli adesso. E lo sanno gli avversari. Come è scatenato. 1 e 1 da Wright. Dai che voglio. Sarebbe bello il primo oro nei campionati del mondo, ragazzi. Speriamo, speriamo. A sta difficoltà può. Ma non posso permettermi di arrivare col cuore in gola. Chiaro che adesso Wright già come recuperano. Vai. Ti prego, Kuma. Buono, 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 buono. Però la proiezione non è simpatica.
Ricordiamo che la nostra difficoltà massima è sia, diciamo, livello generale che parte sparo, quindi siamo tutto a cannone a livello di difficoltà. Ecco, con hard sei già in vantaggio di non so quanto, secondo me. Quindi è chiaro che non posso più andare ad hard. Ad hard le vinco tutte, secondo me. Quindi il gioco è chiaro. Devi vincere la difficoltà massima. Solo così puoi entrare nell'Hall of Fame dei grandi. Nel gota dei migliori. Madonna, Giacomel, Maricek veneziano, eccolo qua, i tre tenori. I tre tenori, ragazzi, eccoli qua. I tre più grandi si stanno giocando l'oro. Mamma mia, pensa alle Olimpiadi. Non vedo l'ora il prossimo anno di fare le Olimpiadi. No, ho sbagliato. Ho tirato troppo, sono una pippa. Ero ancora settato con i tre giri, cazzo. Qua è che mi gioco. Almeno un errore, secondo me. Dio santissimo. Lo sapevo. Ai ai ai. Anche Giacomè sbaglia. Per fortuna Maricek no. Cioè, purtroppo Maricek sì, scusate. Niente, Maricek ormai è diventato l'uomo più fastidioso d'Italia. Per l'Italia, se stavo cercando di parlare, Fiorinco settimo che il gioco non è molto permissivo con gli errori, mamma mia. Mi sono proprio dimenticato. Ero ancora settato con i tre giri, vaffanculo. Vedi, questi errori non puoi farli con questi livelli, come. Dai, porca miseria. Errori veramente da dilettante allo sbaraglio. Bisogna veramente pregare. Soprattutto negli errori di Maricek e Giacomè. Giacomè intanto uno l'ha fatto. E questo è già positivo. Però per pochi minuti abbiamo visto i tre tenori insieme, bellissimi. Vabbè, abbiamo usato tanta energia per recuperare in sto giro. Diciamo che qualcosa siamo riusciti a recuperare, però siamo ancora lontani. Cioè, al primo posto. Maricek deve fare almeno 2 errori. Poi sono anche gli altri comunque davanti. Maricek sbaglia intanto. Doppio errore di Maricek. Una sparata non bellissima, ma efficace. Sbagliano in tanti davanti, Sbagliano in tanti davanti. Siamo quarti, madonna, siamo tornati vicinissimi. Hanno sbagliato tantissimi, Mamma mia, quanti errori. L'oro è ancora possibile. L'oro è ancora possibile. Come dai, qua in questa fase qua siamo più forti di loro, dai. Dai, come le Garacil del Rim. Adesso vai. No, è già come non rompere i coglioni, no, hai vinto già tutto. Niente, mi ingordigia proprio già come liana. Quanto fastidio che mi dà già com'è vicino, mamma mia.
Dai, Cuba, prendi il largo, dai, provaci. Prova a prendere sti tre qua. Niente, Giacomelli deve fare il protagonista. Non riesco ad avvicinarmi. Dai, dai, Cuba, dai, Cuba. Adesso possiamo anche tirare che è l'ultimo giro. Ci stiamo giocando l'oro ai campionati mondiali. La Mass Start. Vediamo chi ha più sangue freddo. Lentissimo, mamma mia. Sicuramente non ho io il sangue freddo. Madonna, ma lenti. Mamma mia, che quanti errori. Porca puttana, settimo addirittura. No, credo che... Non lo so. Sono un po' depresso, sinceramente, perché non pensavo così male, cioè nonostante un errore e sti parametri è difficile. Però continuiamo a sto livello e non vado giù, ve lo dico già. Mamma mia, che disastro però. Marece che con 2 errori davanti a me. Signori, c'è ancora tanto da lavorare, soprattutto la parte velocità sparo, che però dipende da me purtroppo, cioè, quello è il discorso. Siamo settimi, mamma mia. Penso che l'ultimo poligono ha sparato tipo 102 secondi più lento del penultimo. E anche la medaglia. Oh. E alla fine tutti hanno fatto un errore a parte Aspens. Sì, sì, anche tanti più errori di me. Niente, sono troppo lento in fase di sparo, cioè non bisogna niente da fare. Non è che più sprint, sono spompato, arrivo addirittura ottavo. Forse no, no anche? Ottavo, dai. Vai. Va bene. Almeno 110.000 arrivano. Che scopolotto, fiori. Ok, individuale. Più 5 più 1 in Germania. Si ritorna alla World Cup. Vai. Qua siamo, mi sembra, a 5 punti di distacco, mi pare. Forse ne ho fatto un'altra, non mi ricordo adesso. Vai. Vai, comandone. È arrivato solo un argento nella staffetta. Molte critiche a Veneziano, che per tanti si è già montato la testa e si sente già più forte di Giacomel, ma i numeri parlano chiaro. Giacomel è nell'Olimpo dei grandi. Il Cuba no. Anche se nella generale siamo secondi. Poi no, adesso arriva il difficile. La difficoltà aumenta, la pressione sale. Le aspettative sono molto più alte adesso. Giacomelli dà il comando, cioè secondo. Vabbè, allora, è chiaro che per vincere la generale devono aspettare che Giacomelli perda un po' di forza, perché questo qua è un fenomeno senza senso. Sta spingendo tantissimo il Puma, eh.
venuto un grandissimo Kume. Devo capire dopo, però Sofì, ti prego Kume, non cappellare al poligono. Abbastanza veloce e preciso, grazie. Nella parte sciata abbiamo un bel vantaggio, siamo in vantaggio. La proiezione da -1. Dai. Dai, non male, non male. Non male. Perdo la prima posizione, ma non male. Muller primo. Giacomel è crollato. 2 errori di Giacomel, mamma mia. Adesso vediamo se nella parte sciata riesco a riprendermi la first class. Dai, vai giù. 1,4 recupero. Vai come no. Giacomel ha anche sbagliato, quindi teoricamente possiamo recuperare punti nella generale. Siamo secondi nella generale, Fioi. Torniamo davanti, la parte sciata ormai non è più un problema perché la gestiamo bene e siamo anche forti. Quindi doppia forza nel punteggio del nostro alter ego e nella bravura comediana di trovare tutte le traiettorie ideali. Qua perdo sto punto. Ho perso parecchio da Muller. Qui Overoff, torniamo in Coppa del Mondo, raga. Per il secondo poligono del talentissimo. Però proiezione 6-1, Fiori. Mentre la classifica cambia continuamente. Bene. Molto bene. Così devi andare, Kume, così devi andare, dai cazzo! Mamma mia che tensione, raga. Ricordiamolo. Livello di difficoltà massimo, sparo. Livello di difficoltà massimo. Generale. Level insane o insane. Perché siamo persone un po' insane mentalmente. Qui Overoff, il Kume sta spingendo come non mai. Ma il Kume lo sa, se vuole vincere non può fallire, non può far passi falsi. Il margine di errore è minimo. Mamma mia, qua ha fatto però una proiezione mostruosa. Ho fatto veramente una sciata stellare. Certo che siamo molto stanchi, Ok. Le proiezioni sono mostruose, però è chiaro che abbiamo ancora tanti giri. Forse ho tirato troppo.
Ho fatto 2 giri veramente a bomba, adesso devo riposarmi un attimo perché sennò veramente è infattibile. Vediamo la proiezione al terzo poligono, 11 meno 11 e 2. Ti prego come non fallire. No, non è vero che l'ho sbagliato. Non è vero. Ma l'ho vista dentro, ma no. No, questa non ci sto, però era dentro. Ma dai, vabbè. Dai, ho capito. Cioè, un errore mi costa da da meno 11 a più 13. Vai. Prendiamo e portiamo a casa. Questo è il livello che mi sono scelto. Mamma mia. Siamo tornati prepotentemente sulla terra. Un errore che proprio non capisco, però sono sincero, era dentro per me. Dai. Siamo addirittura a rischio medaglia. Mamma mia che dura, Fiori. Stiamo recuperando tantissimo, eh. Stiamo veramente recuperando tanto. È chiaro che non ci voleva senza quell'errore eravamo in carrozza ancora al primo posto. Grande recupero del talentissimo, ci sta provando con le unghie con i denti, siamo terzi. Solo che nell'ultimo giro veramente siamo finiti, eh. Stiamo dando tutto in quest'ultimo giro, la proiezione è più 8. Non posso permettermi errori se voglio il podio, la vittoria penso sia andata. Non ho capito veramente quell'errore, sono sincero. Non me lo so spiegare perché l'ho vista dentro. Boh. Secondi, purtroppo Stadler ha fatto 0 errori ovviamente. E i secondi sono il mio errore. Ah no, te in vantaggio, vaffanculo però. Non li recupero 10 secondi, poi sono anche distrutto. Boh, sinceramente rimango basito di aver perso sto primo posto per un errore. Stadler si inventa la gara della vita, lo svizzero, incredibile. Incredibile lo svizzerotto. Zero errori. Vabbè. Cioè, poi tutti i big sono partiti, quindi secondo me il podio è possibile. Però all'ultimo giro sono veramente provato. Mamma mia. Rimaniamo secondi, ma... non abbiamo più energie. Ho veramente usato tutto per recuperare. Sta provando il Kuma a mantenere almeno la seconda piazza e poi capire. Mares che ha fatto tanti errori. Che anche il secondo posto è a rischio. Sono finito, raga. Sto perdendo mezzo secondo a settore, a split.
Vediamo se tengo la posizione su Kaiser. La vedo durissima, non ho più sprint. 15, 16. Siamo terzi, ma la vedo dura di mantenere il terzo posto. Vaffanculo, va. Ho perso addirittura il podio. Medaglia di legno, ma andate a cagare, ma. Dio santo. Senza quell'errore ero secondo. Brutta botta, altra medaglia persa. Vediamo il total score. Purtroppo. Sì. Siamo distantissimi, dai. Dai, chiudiamo con la Mass Start in Deutschland. Vediamo una cosa. Sì, qua rimaniamo secondi per il momento. Potrebbe essere la prima medaglia a livello massimo. Niente da fare. 7 gradi. Meno 6, meno 10. Vai. Proviamoci. Partiamo secondi. Vai. Nel primo giro non voglio sprecare troppo. Marecek è il leader di tutto. Sì, vabbè. Sei sull'ate Giacomelli. Non so neanche cosa fare per cercare di prendere il largo, per sparare con più calma. Ma con Giacomelli è impossibile prendere il largo. Cioè. Eccoli qua i tre tenori, Giacomelli, Veneziano, Marecek. I tre grandi del biathlon, anche se è l'Italia a dominare, la regina del biathlon l'Italia. Vediamo come ci comportiamo in questa mass start. Abbiamo già guadagnato, eh? Dai comandone, ti prego, fai tutto con precisione e calma veloce. Come si sta tenendo un po' di energie, leggero margine c'è. Sono un coglione però. Sbaglia anche Giacomelli. Cioè. Niente, non c'è niente da fare, non riesco a essere preciso. Buttata via un altro oro, evviva. Non posso sbagliare a sto livello, non c'è niente da fare. Guarda che sborro 14esimo, va bene. Va bene. Troppi errori. Recupero tanto, dai, dai, dai. No, adesso perdo diritto. Vabbè. Va bene, ora ridiamo che è meglio perché. Guarda un po' teso il cume. Non ho usato tanto sprint, cazzo. Non devo mai sbagliare il primo poligono. Poi parto già con lo stress di non poter più sbagliare. Ma perché sempre i soliti errori, Kuma? Perché? Puoi vedere Marecek davanti, madonna, l'odio. Mamma come sta spingendo il cume di rabbia proprio. Rabbia vera per il talentissimo. In questa mass start. Arriva anche Giacomelli.
azzecco una, non ne azzecco una, porca troia! Mamma mia che nervi! Non ne azzecco una. Guarda questo, guarda questo. 19esimo, andate a cagare. Niente. Che già com'è il malissimo, eh. Mamma mia, la stampa andrà tantissimo contro Veneziano dopo il quarto posto. E adesso addirittura neanche la top 10 probabilmente. Vediamo. È tosta, è tosta. Ho già finito anche quasi la parte verde, cioè. Siamo già a ridosso di Giacomè, l'unica nota positiva. Cioè, oggi che poi Giacomè è una serata storta, e ce l'ho ancora più storta. Cioè. Mamma, qua sta spingendo il Kuma adesso per cercare di tornare in corsa. Cioè, 2 errori in 2 poligoni a questi livelli, no? Sono veramente ridicoli. Altro errore, mamma mia. Mamma mia, che schifo di gara, mamma mia. Mamma mia, ridicoli, ridicoli proprio. Ho la mela di un errore a poligono. Non so cosa dire, Fiori, veramente nel debacle qua non è il livello perché cambia poco, con 3 errori così comunque andavo magari non 17esimo, 12esimo, tutto storto adesso. Dopo una prima parte di stagione strepitosa. Forse quel quarto posto dell'ultima gara mi ha proprio buttato giù perché ero convinto almeno il podio, invece no, quarto. Deve fare la gara della vita, Kulbin, lo svizzero e quest'altro mongolo. Dobbiamo imparare anche da questi errori. Momento veramente difficile per un atleta che è fortissimo ma che sta pagando la tensione, che adesso è veramente in lotta per tutto e ci vuole anche la parte mentale. Un campione non può essere solo talento ma anche testa. Infatti ho sbagliato davanti, mi potevo giocare il bronze, cioè il podio tranquillamente. Serve a poco sto 0. Ahimè. Marek che vince le... Guarda che Giacomo, madonna che Giacomel, malissimo. Malissimo anche Giacomel. Che però prende qualche punto più di me comunque. Potevo riaprire tutto con un podio oggi invece. Finisco veramente in zone brutte. Ho finito anche lo sprint verde. Ormai è finita, raga.
Il bottino di questo video è un argento perso per colpa mia nei campionati del mondo in staffetta e un quarto posto osceno dove potevo vincere l'oro e dall'oro siamo passati alla medaglia di legno. Devo vedermi sto coglione di Marcia che con 2 errori vincere, cioè sto qua con 2 errori sta vincendo la gara, vabbè. Va bene. Noi siamo 15esimi senza molte motivazioni, si vede. Guarda, sbaglio anche qua, mamma mia. Forse è molto più delicato del Kuma in questa World Cup. Perdo anche la posizione su Zenit, cioè. Ma tutte le sto perdendo. 17esimo, guarda. Riordiniamo le idee perché un disastro con questa skill. Cioè, 90. Ho 93, ragazzi. Cioè, 3 errori. Mamma mia. Buono, raga. Adesso sinceramente posso allenarmi la staffetta. Non ho neanche soldi per allenarmi. Ma la staffetta la saltiamo proprio. Voglio un attimo resettare. E andiamo e partiamo il prossimo video con la sprint in Svezia. Vediamo quanto manca. Sono le ultime 5 tappe. Sì, non mi interessa della generale, sinceramente. Tanto è andata. Sprint terzi, inseguimento segare, che peccato. Sesti, secondi. Ah, Dio mio. Va bene, raga, sotto il comodone veneziano andiamo a vedere qua l'Hall of Fame. Dove Giacobelli è sempre in testa. Giacobelli è sempre in testa. Vittoria ben 4. Madonna. Marecek quante ne ha? 7. Podi, siamo a 12. Marecek 17. Tra i tre tenori siamo terzi per il momento, però l'età è dalla nostra parte. Raga, un saluto del comandante veneziano. Sto video è un po' duro perché ho sprecato tante chance. Il livello non c'entra, ho cappellato io. Ciao!